A Giovinazzo arriva la capolista Benevento, un banco di prova per i pugliesi, un test per i campani in un campo storicamente insidioso. Dal Pala Panzini un buon pomeriggio da Gianluca Valente. 16ª giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone B, arriva la capolista Campana qui in terra giovinazzese. Il Benevento forte dei 39 punti in classifica e gli 8 di vantaggio sulla diretta concorrente, almeno al momento, dopo 15 giornate, vale a dire il Sulmona a quota 31. Si trova di fronte l'ostacolo Defender Giovinazzo, una squadra che ha cominciato bene, benissimo il girone di ritorno, squadra che occupa attualmente la quarta posizione in classifica in coabitazione con Lazio e Pescara e che ovviamente intende fare il colpo grosso di giornata, provando a fermare i giallorossi di mister Scarpitti. Andiamo a leggere le informazioni a disposizione dei due tecnici Giovinazzo con Lanotte, Piscitelli, Fanfulla, Di Fonso, Cutrignelli, Di Benedetto, Marolla, Palumbo, Greco, Tanche, Divanei, Di Capua. In panchina il tecnico Gustavo Menini. Risponde il Benevento con Montefalcone, De Crescenzo, Salas, Abdala, Renoldi, Rosato, Caruso, De Figlio, Zonta, Rafinha, Luchignas e Pozzo. In panchina il tecnico Fausto Scarpitti. Foto di rito, entrambe le parti adesso inquadrati i giallorossi ospiti, mentre sul fronte opposto il Giovinazzo oggi con una maglia bianca con risvolti neri, la seconda maglia della compagine del patron Torio Carlucci. Tra poco si partirà con il match che sarà arbitrato da Pierluigi Minardi della sezione di Cosenza e Ionut Cristea della sezione di Albano Laziale, mentre il crono è Stefano Prisco della sezione di Lecce. Sedicesimo turno che è cominciato con i due anticipi di ieri sera, vittoria dell'Italpol per 5-2 sull'Itria, vittoria della Caliant Incendi Futura ai danni del Mascalucia per 8-0. Situazione che ha riguardato in pratica 4 squadre che facevano parte della parte destra della classifica. Se il Mascalucia rimane ultimo con 4 punti, il problema per i siciliani è che l'Italpol ne ha fatti 3 di punti e quindi quantomeno la voglia di provare ad agganciare il treno play-out diventa complicata. Italpol ha 13 punti che accorcia sia sul Soverato, che però deve ancora giocare, che su Itria, che invece ha giocato, che ne ha appena 16 di punti, mentre Futura, che ha momentaneamente agganciato l'Atletico Canicattì a quota 27 punti, Canicattì che giocherà alle ore 17 in casa contro il New Taranto che sicuramente darà un'occhiata alla partita che vi stiamo trasmettendo, perché ovviamente è vero sì che il Giovinazzo è un avversario tosto da giocare, il Benevento parte favorito e sicuramente un occhio alla vetta il Taranto, seppur distante 9 lunghezze, lo continua a dare. Gara iniziata esattamente da 9 secondi. Diamo uno sguardo a quelli che sono i quintetti iniziali: Di Capua, Divanei, Di Fonso, Marolla e Fanfulla per il Giovinazzo. Subito un tentativo con Di Capua che anticipa Caruso. Sul fronte opposto c'è Montefalcone tra i pali, poi con l'11 c'è Renoldi, con il 27 c'è Rafinha, con il 10 c'è Abdala e con la maglia numero 18 c'è Umberto Caruso. Subito Fanfulla recupera palla al limite dell'area di rigore, prova a scaricarla, arriva Marolla, palla in mezzo, non ci sono compagni. Azione positiva da parte di Flavio Fanfulla, è andato a mettere in difficoltà Rafinha in fase di impostazione. Dicevamo, Benevento prima in classifica con 13 vittorie e appena 2 sconfitte, squadra che non ha mai pareggiato in questo campionato, reduce dal 5-1, pardon, dal 4-1 in casa del Soverato, squadra che ha una serie aperta di 4 vittorie consecutive.
Ultimo stop dei giallorossi è stato quello dello scorso 5 dicembre in casa contro l'Academy Pescara, vittoria per 3-2 da parte degli abruzzesi. Mentre andiamo a seguire questo calcio di punizione, primo fallo della gara commesso dal Giovinazzo dopo 44 secondi dall'inizio del match. Renoldi sul punto di battuta. Renoldi l'anno scorso ha avuto una parentesi breve e sfortunata a Giovinazzo. Tentativo direttamente a fondo campo da parte di Rafinha, è andato bene sul pallone. Giovinazzo che da par suo invece ha vinto 5-1 sul campo del Mascalucia, ha anellato una serie di 2 vittorie consecutive comprendendo anche il 6-3 dell'ultima gara interna vinta qui contro l'Itria. Computo di 9 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Contatto Rafinha-Fanfulla, proteste del pubblico, tutto regolare secondo i direttori di gara. Perde palla, adesso il Benevento. Difonso, Marola di prima intenzione, in 2 tempi sicuro Montefalcone. Renoldi, fischi da parte del pubblico del possesso palla del Benevento. Si trascina il pallone oltre il rettangolo di gioco Abdala. Marola di prima intenzione, chiuso proprio da Renoldi che prova a tenere in vita il pallone. Arriva il raddoppio di Fanfulla. L'ultimo tocco del numero 9 della defender Giovinazzo, rimessa da fondo campo in favore degli ospiti. Montefalcone chiama lo schema ancora prima di aver recuperato il pallone, lancio in profondità, palla che termina direttamente a fondo campo. Sguardo attento, sicuro di Capua che vedeva sì il pallone ma anche la posizione di Caruso. Marolla, Difonso, parte Berni Difonso, supera l'avversario, scontro con Rafinha, arriva l'ammonizione per simulazione ai danni di Difonso e quindi primo cartellino giallo del match ai danni del numero 10 del Giovinazzo. Incursione sulla banda sinistra da parte di Difonso, evidentemente vista la posizione da parte di Minardi non poteva vedere meglio, era proprio alle spalle di Difonso e quindi beccato Difonso. Adesso scontro tra Renoldi e Marolla, tutto regolare. Si accendono gli animi al Palapansini. Minardi dice a Marolla scontro spalla contro spalla. Divanei, Difonso. Cominciato con giusto piglio Marolla questa partita. Adesso c'è il tentativo di Difonso che Montefalcone non trattiene, palla in calcio d'angolo. Lo stesso argentino alla battuta. Arriva Divanei, pallone sotto porta di Difonso, non riesce il tap in, palla che non è uscita. Renoldi, Rafinha, ancora per Vitor Renoldi, Caruso pressato, Gonzalo Abdala va a recuperare il pallone. Rafinha, ancora Abdala, contromovimento di Renoldi, alza la testa Abdala con l'esterno. Renoldi, Abdala tra le linee, Divanei anticipa Caruso, Marolla su Renoldi, Marolla e poi con la mano sinistra stoppa il pallone Montefalcone. Ottima la cornice di pubblico al Palapansini, gremito per l'arrivo dalla capolista. Caruso, quantomeno gremite le 2 gradinate. Rafinha non si intende con Caruso, possesso esaurito da parte del Benevento. Fuori Marolla, dentro Nicola Cutrignelli, tra gli applausi fuori Marolla, meritati perché ha fatto 3 minuti intensi e di livello. Il giovane calcettista
del Giovinazzo. Scontro Rafinha-Fanfulla, tutto regolare, si continua a giocare. Abdala per Rafinha, Montefalcone, Renoldi ancora per Abdala, pressato da Fanfulla. Renoldi fermato momentaneamente da Divanei. Montefalcone recupera il pallone, lancia in avanti proprio per Abdala, all'indietro volante per Caruso, anticipato da Fanfulla, che adesso si accomoda in panchina per far spazio a Luca Stanche. Renoldi, Abdala, chiuso da Di Fonso. Possesso palla nelle percentuali vede prevalere il Benevento, che però al momento ha gestito il pallone nei suoi ultimi 10 metri, complice anche una buona pressione sul portatore di palla da parte dei pugliesi. Siamo appena all'alba di un match lunghissimo. Di Fonso perde palla su Caruso. Renoldi, stoppato il tentativo da Cutrinielli. Abdala con l'esterno, pallone fuori. C'è stata deviazione, reclama Renoldi. L'arbitro lo vede nella stessa maniera. Proteste dalla panchina e Minardi va subito a parlare con il direttore Marzella come un avvertimento. Pallone di Renoldi intercettato momentaneamente da Cutrinielli, rimessa in favore degli ospiti con Rafinha pronto a battere, mentre Abdala ha lasciato posto a Zonta, maglia numero 24. Montefalcone carica il destro, tentativo forse intercettato da Caruso, pallone che non ha creato alcun tipo di problema a stile di Capua. Fuori Caruso, dentro Luquinhas con la maglia numero 99. Divanei, Di Benedetto, tratto anche il Barlettani in maglia numero 18 all'interno di questa attesissima partita. Tanche lotta con Rafinha, perde palla, Zonta, chiuso da Divanei, ancora Zonta, ancora Divanei. Palla persa da Tanche, che ha messo in difficoltà i compagni. Corner già battuto, palla a metà strada tra Zonta e Luquinhas, termina nel fallo laterale. Fischi per l'ex Renoldi. Dicevamo per lui una parentesi davvero breve, un infortunio al legamento per lui, esperienza davvero breve per lui. Montefalcone in avanti per Luquinhas, anticipato da un attentissimo e reattivo Divanei. Rosato, scontro con Di Benedetto, l'ultimo tocco è dell'ex Itria Marco Rosato, classe 2002, prima stagione per lui in casacca giallorossa. Giocatore cresciuto in maniera importante dal punto di vista tecnico e fisico, tanto da meritare un posto all'interno del roster dell'ambizioso Benevento, che punta dritto al ritorno in Serie A. Montefalcone ha spazio, scende palla al piede, ancora Montefalcone, la puntata chiusa da Divanei, c'è spazio, poi il rimpallo di Di Benedetto sfortunato, chiusura di Capua, prova a ripartire Tanche per il Giovinazzo, apertura per Di Benedetto, la tiene in campo in qualche modo, prova la bicicletta ma favorisce l'intervento di Montefalcone. Luquinhas, arriva la pressione di Tanche, tutto regolare, calcio d'angolo in favore del Giovinazzo, sbaglia tutto però Tanche, vuole battere subito, per poco non regala il pallone agli avversari. Aveva anche la possibilità di chiamare
una distanza con Rafinha lì a pochi centimetri. Fatto prendere un po' dalla frenesia il 51 del Giovinazzo. Cutrinielli, Tanche, palla di ritorno che non trova la conclusione di Nicola Cutrinielli. Si riparte dalle retrovie con Divanei. Luca Stanche si aggancia con Rafinha, porta a spasso il pallone all'avversario. Cutrinielli, c'è Zonta su di lui, al limite della regolarità lo scontro, velo di Cutrinielli, poi Luquinhas disarciona Di Benedetto e non può che meritare il cartellino giallo. Fallo netto da dietro. Primo fallo della gara per il Benevento, che va a pareggiare quello dei padroni di casa quando siamo al minuto numero 5:37 del primo tempo. Sempre 0-0 al Pala Panzini tra Defender Giovinazzo e Benevento. Divanei cerca Tanche, anticipato da Zonta, dentro con la maglia numero 9 c'è Salas per il Benevento. Qui esce alla distanza la qualità di un roster che pur rotando i calciatori a disposizione mantiene una qualità media altissima. Zonta, Salas, Montefalcone, alleggerisce per Luquinhas, che di testa al minuto numero 6:02 porta il Benevento avanti 1-0. Assist di Montefalcone, rete di Luquinhas, che quindi sblocca il risultato. Terza rete in campionato per il numero 99 del Benevento, che con il passare dei minuti ha pian pianino alzato il baricentro e poi, sfruttando Montefalcone come giocatore di movimento, ha trovato la rete di Luquinhas, ma il pallone di Montefalcone è stato davvero bello. Di Benedetto chiuso da Rosato, applausi da parte di Scarpitti all'iniziativa del suo numero 12. Divanei, Di Benedetto, pallone che rimane lì, si lotta nella zona centrale del campo, la meglio Divanei, il brasiliano all'indietro per Cutrinielli. Divanei, apertura splendida per Di Benedetto. Di Benedetto prova a imbucare, arriva alla chiusura da parte di Montefalcone. Di Benedetto non si è accorto che il gioco era fermo, era andato in pressione su Rosato. Montefalcone in avanti per Luquinhas, subito a sportellate con Piscitelli. Di Benedetto riparte, Tanche chiuso da Zonta, mentre sta per tornare in campo Di Fonso, ma sta per entrare in campo Palumbo per la prima volta al posto di Torre Di Benedetto. Un campano contro i campani, Alessandro Palumbo, maglia numero 23, eccolo subito servito di testa, prova ad alleggerire per Tanche, dentro anche De Crescenzo al posto di Luquinhas per il Benevento. Di Fonso fermato momentaneamente da Salas, poi Palumbo ancora per Di Fonso, campo è terminato e quindi rimessa da fondo campo, mentre Tanche va a chiedere scusa a Montefalcone. Rafinha per Renoldi,
cerca lo scarico per De Crescenzo, trova la deviazione di Palumbo. Renoldi prova il tunnel su Palumbo, pallone intercettato, dentro nuovamente Fanfulla, fuori Tanche. Bene ma non benissimo in questi minuti in campo Lucas Tanche. Rafinha per Salas, altro tentativo stoppato questa volta da Bernardo Di Fonso. Rafinha, Renoldi, Salas, cerca Rafinha, capisce tutto Fanfulla. Renoldi, Salas, in avanti per De Crescenzo, lo scarico per Renoldi, chiuso nuovamente da Fanfulla. Renoldi lascia sul posto Palumbo, Renoldi, diagonale fuori di molto. Lancio di Palumbo che Di Fonso non può raggiungere. Montefalcone con le mani per il più vicino, Vitor Renoldi. Salas in avanti verso De Crescenzo, chiuso da Piscitelli. Fase di impostazione un 3-1 piuttosto evidente, cercare di allungare la squadra con complice la pressione alta da parte del Giovinazzo. De Crescenzo questa volta non riesce a tenere in campo il pallone, il possesso cambia, passa tra i piedi dei giocatori del defender Giovinazzo. Di Fonso, Palumbo, ancora per Di Fonso, pressione di De Crescenzo, si gioca in vie orizzontali. Palumbo in avanti per Flavio Fanfulla, macchinoso il controllo ma riesce a ripulire la sfera. Ancora Fanfulla, anticipato da Rafinha dopo lo scarico di Berni Di Fonso. Piscitelli, Abdallah in pressione, Di Capua in profondità verso Fanfulla, di testa, spinta di Montefalcone ai danni di Fanfulla. Arriva Minardi a parlare con Fanfulla. Renoldi aspetta Palumbo, Rafinha, movimento di De Crescenzo, eccolo servito, si aggancia con Piscitelli, tutto regolare, prova a ripartire il capitano Di Fonso, arriva Palumbo, l'imbucata stoppata in calcio d'angolo da Rafinha. Stesso Di Fonso la battuta del corner, movimento di Fanfulla, all'indietro però il pallone per Piscitelli con il piattone, Renoldi e poi Bernardo Di Fonso fa esplodere il Palapanzini per l'1-1 del Giovinazzo al minuto numero 9-17. Tredicesimo centro stagionale per Bernardo Di Fonso, preciso, abile e soprattutto svelto a ribadire in rete un tentativo di Divanei respinto in qualche modo da Montefalcone, che il pallone se l'è visto arrivare da quelle parti all'improvviso.
tutto nuovamente in parità al Pala Panzini, alla rete di Luchignas al minuto numero 6:02. Ha risposto Di Fonso al 9 minuto e 17. Torna Caruso in campo. De Crescenzo si accomoda in panchina dopo aver preso il 5 di mister Scarpitti. Caruso, Abdala, supera Di Fonso. Abdala! Un soffio vicino al nuovo vantaggio il Benevento. Una frazione di secondo in ritardo il tuffo di testa di Caruso, che non ha trovato la deviazione a rete. Di Fonso, pressione di Abdala, poi arriva la chiusura momentanea di Renoldi. Divanè in profondità per Di Fonso, lo mette giù con il petto, determinante Abdala a chiuderlo in corner. Gran giocata di Di Fonso, ancora Palumbo, si passa da corner a rimessa laterale. Palumbo, pallone alto, sul problema per Montefalcone. Classe 94, Germano Montefalcone. Adesso un lancio, prova a servire Caruso, la deviazione di testa a fondo campo, occhiataccia di Divanè all'arbitro. Palumbo si accomoda in panchina non prima di essersi preso un po' di indicazioni da parte di Divanè. Tornato in campo Francesco Pio Marolla. E adesso va a battere il calcio d'angolo. Velo di Di Fonso, ma favorisce la ripartenza del Benevento. Rafinha, Rafinha! Di Capua in calcio d'angolo. È arrivato sul secondo palo Caruso, portarsi via un uomo. Rafinha ha preferito calciare direttamente verso la porta. Tocco morbido di Abdala, Renoldi non lo tiene in campo e quindi occasione sfumata per il Benevento. Siamo entrati da 16 secondi nella seconda parte del primo tempo. Marolla, Di Fonso, pressato da Abdala, Divanè, ancora Marolla, in avanti si addormenta Tanche, torna poi sui suoi passi pressando Rafinha, ma il possesso è in favore degli ospiti. Non il miglior primo tempo stagionale da parte di Luca Stanche. Renoldi, pallone deviato da Di Fonso, si cambia banda ma il possesso rimane sempre in favore dei giallorossi campani. Abdala con il piattone per Caruso, l'imbucata viene deviata in calcio d'angolo da Divanè. Momento di pressione da parte del Benevento. Palla a metà strada tra Renoldi e Rafinha, che non l'ha presa bene. Questo calcio d'angolo su cui sicuramente poteva far meglio Abdala. Programma di giornata che ricordiamo, oltre a Defender Giovinazzo, Benevento presenta i match tra Cusmolise e Soverato sul Mona Academy Pescara, mentre alle ore 17 sarà il turno di Canicattì New Taranto e Città di Melilli Lazio. Ricordiamo che già due gare si sono giocate ieri sera. Italpol Itria terminata 5-2 in favore dei laziali, la vittoria del Cadi Futura 8-0 sul Mascalucia. Questo è il programma della 16ª giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone B. Vi ricordiamo tutte le partite
Potrete seguirle sulla pagina YouTube della divisione calcio a 5. Salas verso Abdala, velo di Divanei che preferisce ripartire con una rimessa laterale. Marolla, Tanché, pressato da Rafinha, allora palla all'indietro per Divanei, Di Fonso, Divanei, Marolla, su di lui Caruso, perde palla, Caruso! Ed è determinante Di Capua, che va a protestare con signor Cristea. Arbitri che non hanno ritenuto irregolare il contatto tra Caruso e Marolla, ma Marolla ha rischiato tantissimo. Non so quante altre volte Caruso potrà sbagliare un'azione a tu per tu con il portiere. Bravo però, davvero bravo Di Capua. Cutrignelli si accentra, Cutrignelli, palla verso Tanché, anticipato da Rafinha, allontana Caruso, recupera Abdala, pressione di Di Benedetto, ancora Abdala tra due avversarie, perde palla su Tanché, Rafinha non la tocca, rimessa Benevento. Salas, Rafinha, pallone in terra di nessuno, impossibile per Abdala andare a recuperare il pallone. E 23 ancora da giocare. Divanei sul punto di battuta. Di Benedetto, lo aspetta Rafinha, arriverà il doppio di Salas. Di Benedetto stoppato da Rafinha, Salas perde il pallone in favore ancora del numero 18 Divanei. Tanché, lo aspetta Caruso, ancora Tanché, chiuso in maniera regolare da Caruso, recupera palla Abdala che lascia sul posto Tanché, poi frana addosso ad Abdala Di Benedetto, calcio di punizione in favore del Benevento, seconda infrazione Giovinazzo. Rafinha sul punto di battuta, si riparte. Movimento di Caruso, ma la palla va dalle parti di Rosato. Salas, Caruso di prima intenzione a cercare Rosato. Ottima la chiusura da parte di Di Benedetto, rimessa da fondo campo in favore dei pugliesi. 7:51 da giocare con le due squadre che hanno ancora a disposizione il time out questo primo tempo. Divanei, Cutrignelli non riesce a controllare il pallone, rimessa laterale in favore degli ospiti. Approccia la gara non di quelli a cui ci ha abituato Cutrignelli. Caruso, Salas in avanti per Rosato, il tentativo deviato in calcio d'angolo da un attentissimo Di Capua, pallone velenoso. Salas alla battuta, in mezzo con Divanei che anticipa Caruso e quindi sarà nuovamente calcio d'angolo in favore del Benevento. Rafinha al volo, risponde presente Di Capua, riparte Cutrignelli, la trattenuta solare di Caruso. Calcio di punizione e ammonizione per Umberto Caruso. Trattenuta di maglia evidentissima, evidentemente Caruso ha avuto paura che la penetrazione centrale di Cutrignelli potesse essere pericolosa. Cutrignelli quando parte palla al piede è difficile da fermare. Secondo fallo commesso dal Benevento. Cutrignelli sul punto di battuta, fischio del direttore di gara. Cutrignelli apre per Divanei, palla in mezzo per Tanché, tutto solo si divora il vantaggio. Lo schema aveva funzionato e come. Cutrignelli per Divanei,
palla per Tanche, che era tutto solo nell'area di rigore, nel cuore dell'area di rigore, credo a meno di un paio di metri da Montefalcone. Divanei, Tanche pressato da Zonta, arriva il raddoppio di Salas, perde palla in favore del 9, si agganciano i due, calcio di punizione e ammonizione per un nervosissimo Tanche, consapevole anche credo di quanto abbia sbagliato qualche istante fa. Terzo fallo Giovinazzo e quarta ammonizione del match, 2 per parte. Caruso e Luchignas in casa Benevento, Di Fonso e Tanche per il Giovinazzo. Salas sul punto di battuta, il solo di Benedetto in barriera, parte Salas, pallone di poco a lato e arriva il time out chiamato da mister Menini. Sette minuti 12 secondi sul cronometro, questo è il tempo che ci separa dall'intervallo al Pala Pansini. Siamo sempre sull'1-1 tra Defender Giovinazzo e Benevento. Di capo in profondità per Di Benedetto, ostacolato da Luchignas, secondo Di Benedetto in maniera irregolare, secondo Cristiano, e quel che conta è il giudizio di quest'ultimo. Rosato, Luchignas anticipato, intervento volante di Divanei. Salas sul punto di battuta. Tentativo ancora Salas. Palla forse toccata da Di Capua sulla linea di porta, altro pericolo per i padroni di casa. Rimessa laterale già battuta da Salas, arriva Zonta, ancora Di Capua, lanci in avanti per la sforbiciata volante di Cutrinielli. Apprezzabile il coraggio, il tentativo, pallone che però è terminato addirittura in tribuna e quindi rimessa in favore del Benevento. Zonta, Salas, Rosato, Salas rischia, perde palla, Cutrinielli se l'allunga, arriva Rosato, Zonta, Luchignas raddoppiati in maniera positiva, agganciato, Luchignas è già ammonito, deve stare anche attento. Cutrinielli dalla distanza, scalda le mani a Montefalcone. Zonta, Rosato, ha spazio per scendere palla al piede, Luchignas ancora per Rosato, stoppato da Divanei. Salas, ritmi di la gara che si alzano d'improvviso, fallo di Fanfulla su Salas, credo quinto fallo Giovinazzo, oppure il crono è stato più lesto di noi nel dare uno sguardo al tabellone, credo sia così. Quarta infrazione quindi per il Defender Giovinazzo. Calcio di punizione in favore degli ospiti. Salas sul punto di battuta, parla con Renoldi, mentre Luchignas cerca di infastidire il lavoro di Di Capua. Parte Renoldi, pallone deviato da Di Capua e quindi sarà calcio d'angolo. Minardi che si dà il 5 con Menini, come per dire è giusto così. Palla in mezzo, allontana Di Benedetto, prova a ripartire Fanfulla, Fanfulla, ancora Fanfulla, Fanfulla! Cost to cost di Flavio Fanfulla,
Vantaggio Defender Giovinazzo da parte del suo bomber in maglia numero 9. (13 minuti 45 secondi sul cronometro). Arriva il vantaggio, il primo di giornata da parte del Giovinazzo, con la rete bellissima messa a segno da Fanfulla. E adesso il time out lo chiama mister Scarpitti. Suono della sirena, si ritorna in campo con la palla collocata nel cerchio di centrocampo, perché poco prima del time out del Benevento è arrivata la rete di Fanfulla. E che gol, davvero bella la marcatura del giovane talento a disposizione di Menini, che ribalta quindi il parziale. Per Fanfulla si tratta della quarta rete stagionale. Rosato, Abdala con l'esterno in avanti per De Crescenzo, si aggancia con Piscitelli. L'ultimo tocco è del capitano del Giovinazzo. Rosato deve ritrarre nella battuta. Zonta, Abdala, contromovimento non visto dal 10 e quindi Zonta rimane lì a metà strada. Palumbo alza questo pallone dalle parti di Piscitelli, arriva De Crescenzo a favorire l'intervento di Montefalcone. Con le mani in avanti per Rosato, pressione di Palumbo, lo scarico di Abdala e poi il tocco sulla pressione di Fanfulla. Di capo a prova a servire Cutrinielli. Altra palla persa da Cutrinielli. Montefalcone, palla in avanti per De Crescenzo, sponda per Rafinha dalla distanza, pallone fuori di alcuni metri. Pronti Tanche e Di Fonso a tornare in campo per il defender Giovinazzo. Fanfulla lotta con Rafinha, scarico per Palumbo, Piscitelli, Cutrinielli, controllo orientato, pallone momentaneamente intercettato da Abdala prima di lasciare il campo. Posto di Di Fonso, fuori anche Fanfulla, dentro nuovamente Tanche. Fanfulla che si è preso i complimenti di tutta la panchina. Rafinha, Renoldi in profondità, De Crescenzo recupera il pallone, bello lo scarico per Rafinha, centralmente apertura, Abdala attraversa, De Crescenzo fuori. Che azione del Benevento! Palumbo per Tanche, finezza per Palumbo, triangolazione che non va a buon fine. L'ultimo tocco è del numero 23 del Giovinazzo, palla a fondo campo. Renoldi, Rafinha, Abdala,
verso De Crescenzo, poi arriva Di Capo ad anticipare tutto e tutti, pallone in tribuna. Rafinha per Renoldi, all'indietro Rafinha, stoppato da Piscitelli, intervento determinante del capitano. Abdala, De Crescenzo, pallone di ritorno toccato da Piscitelli. Primo tempo lunghissimo, quello che si sta disputando al Pala Panzini. Mancano ancora la bellezza di 4 minuti e 23 secondi ancora da giocare. Abdala, lotta con Di Fonso, movimento di Renoldi, eccolo visto, protegge il pallone dalla prima pressione, lo perde dopo quella di Tanche. L'ultimo tocco è di Palumbo e partono nuovamente le proteste. Rafinha, Renoldi, Abdala di prima intenzione verso De Crescenzo, non si intendono i due. Altro pallone sprecato dagli uomini di Scarpitti, che non è contento, vediamo nella sua zona di competenza. Errore di Di Fonso, adesso Renoldi chiuso da Palumbo e allora è costretto a tornare indietro. Rafinha, Montefalcone, determinante in azione in occasione del gol. La puntata, il palo! C'è stato il velo di Renoldi che ha messo fuori causa Di Capo. Il palo di Montefalcone. Tanche, si gira, Tanche, diagonale fuori. Applausi da parte del pubblico di casa, adesso chiamati al sostegno da parte dello stesso Lucas Tanche. Possesso già perso dal Benevento. Giovinazzo che riparte da Divanei, in avanti per Tanche, difende il pallone dalla pressione di Rafinha. Adesso arriva il calcio di punizione assegnato da Cristea. Quarto fallo Benevento. Entrambe le squadre a un passo dalla soglia dell'esaurimento bonus. Divanei, Tanche, Di Benedetto, Di Fonso, sale la pressione di Abdala, ancora Di Fonso, lascia sul posto Renoldi, ancora Di Fonso, serie di finte, Divanei, Di Benedetto, ancora Di Fonso, scambio tra i due, fermato da Renoldi il barlettano. Abdala protegge il pallone, arriva il raddoppio di Benedetto, tutto regolare, è solo scivolato Abdala. Rafinha, Renoldi di prima intenzione, palla in avanti per De Crescenzo, lo scarico errato perché favorisce la ripartenza di Fonso, poi l'apertura per Di Benedetto è sbagliata nei giri e qua il Giovinazzo ha mandato alle ortiche una superiorità di 3 contro 2. Rafinha, Montefalcone, pallone che tocca il tetto del Pala Panzini, rimessa laterale in favore del Giovinazzo. Divanei, Tanche, in profondità per Di Benedetto che non può mai arrivare su quel pallone, tant'è che ha mimato, come per dire dammi sulla figura, dammi sui piedi questo pallone. Bella palla di Renoldi per Rafinha, davvero una gran palla che Rafinha non ha saputo gestire in maniera adeguata. Tanche per il Giovinazzo, Di Benedetto, Divanei, pressione di Caruso, palla centrale, poi arriva Salas a far carambolare la sfera sul corpo di Tanche.
Partita poco fluida in questa fase del match, tante interruzioni. Tanche recupera il pallone su Salas. Salas fa altrettanto su Di Fonso, ancora Tanche, sbaglia tutto. Caruso piazza il pallone, questa volta non sbaglia, gli arriva il gol del 2-2. ...18 minuti, 3 secondi, Umberto Caruso in gol. Quindicesima rete stagionale per lui. E come vi avevo detto in precedenza, una volta può sbagliare a tu per tu col portiere, una seconda volta no. Giocatore che vanta un passato, tante stagioni in Serie A, alcune convocazioni anche in nazionale. Di Capua recupera il pallone, sono ancora 100 secondi da giocare in questo lunghissimo primo tempo, che però non ha deluso le aspettative. Agganciato Fanfulla, tutto regolare secondo i direttori di gara. Divanei ferma Caruso, anche qui tutto regolare. Di Benedetto, fuori. Vicino al nuovo vantaggio il Giovinazzo. Salas, Zonta, pallone intercettato da Di Benedetto, rimessa per gli ospiti. Rafinha, Salas, pressione di Di Fonso, centralmente per Zonta, cerca e trova Caruso, difende il pallone, lo scarica al limite, infatti Salas perde palla. Fanfulla si scontra con l'altro numero 9, Di Fonso all'indietro per Di Benedetto, di prima intenzione per Divanei, carica il mancino, ci ripensa ancora Divanei. Fanfulla lotta con Rafinha, l'ultimo tocco è del calciatore in maglia numero 27, rimessa laterale per il Giovinazzo a 58 secondi dall'intervallo. Di Benedetto la mette giù, arriva la pressione di Zonta, c'è spazio per Divanei, bravissimo in scivolata Salas ad evitare guai maggiori. Divanei tocca il pallone a Montefalcone, calcio d'angolo per il defender Giovinazzo. Di Benedetto ciabatta il pallone, stavolta nessun problema per l'estremo difensore del Benevento che recupera il pallone. Serve Caruso, sale la pressione di Cutrinelli. Rafinha, traversa di Fanfulla la rete, incredibile, incredibile. Cos'è successo al Palapanzini? Proteste di Montefalcone, non so per quale motivo, ma Fanfulla fa doppietta e Giovinazzo nuovamente avanti 3-2 a 39 secondi dall'intervallo. Proseguono le proteste da parte di Caruso e Rafinha. Gioco che riprende. Rafinha per Zonta, Montefalcone alleggerisce in avanti per Caruso, questa volta risponde presente Di Capua, prova poi a beffare Montefalcone di Vanei che risponde presente. Ancora lancio in profondità, ottimo il controllo di Caruso, apertura per Rafinha di prima intenzione, pallone deviato in calcio d'angolo. Protesta Menini come per dire non c'è tocco. Calcio d'angolo già battuto da Salas. È stata la deviazione dell'estremo giovinazzese e quindi ancora in avanti
il Benevento in questi ultimi 18 secondi, uno splendido primo tempo. Fanfulla mette giù il pallone, apertura per Cutrinielli che se la allunga, lotta con Rafinha, la meglio quest'ultimo. Salas, stoppato da Divanei. Pallone già battuto, recupera il pallone Cutrinielli. Fermato da Salas, Caruso alto. Divanei, gli arriva finalmente il suono della sirena. Uno splendido primo tempo al Palapanzini per merito di entrambe le squadre. Si va a riposo con i pugliesi avanti 3-2. A risentirci per il secondo tempo.
Nuovamente collegati con il Pala Pansini di Giovinazzo per seguire insieme il secondo tempo di Defender Giovinazzo Benevento. Si riparte dal 3-2 maturato nei primi 20 minuti effettivi di gioco. Un primo tempo lungo, lunghissimo, ma davvero bello, dove le due squadre non si sono affatto risparmiate. È stato un primo tempo in cui lo spettacolo, i gol, i legni l'hanno caratterizzata. Partita che sta per cominciare, manca però il portiere del Giovinazzo che adesso sta rientrando in campo. Un Caruso pronto a ripartire. Questo 16° turno nel campionato di Serie A2 Elite Girone B. Partiti. Primo tempo dicevamo in cui il Giovinazzo è andato sotto per merito del gol di Luchignas su bell'assist di Montefalcone, poi pari di Fonso che ha risolto in mischia un'azione davvero intensa, gol di Fanfulla, il pari di Caruso e poi altro gol fortunoso ma davvero bomber di razza da parte di Flavio Fanfulla. Adesso il tentativo di Rafinha, chiuso da Divanei, apertura per Palumbo, c'è Fanfulla in mezzo, servito male, alcuni metri indietro il pallone, chiede scusa Palumbo a Fanfulla. Andiamo a vedere quelli che sono i quintetti iniziali di questo secondo tempo. Giovinazzo con Di Capua, Divanei, Palumbo, Di Fonso e Fanfulla, mentre il Benevento risponde con Montefalcone, Renoldi, Abdala, Rafinha e Caruso. Pubblico protagonista nel primo tempo, dare man forte ai propri beniamini. Fanfulla si gira, c'è la deviazione di Rafinha. Questo ragazzo davvero cresce a vista d'occhio partita dopo partita, personalità, fisico, tecnica, davvero ha tutto per poter diventare uno dei prospetti più importanti qui in terra pugliese. Andiamo anche a dare uno sguardo a quello momento la situazione sugli altri campi. Cusmolisi avanti 5-3 sul Soverato, pari tra Sulmona e Academy Pescara 2-2, mentre il Canicattì avanti già sul Taranto per 1-0, gara iniziata ricordiamo alle ore 17, così come Melilli Lazio. E ovviamente sono i campi più caldi, quelli che riguardano le prime posizioni della classifica. Al momento il Benevento non vince, ma meglio non fanno le inseguitrici Sulmona e Taranto. Palumbo, Fanfulla, ottima la giocata su Abdala, Di Fonso, Fanfulla, fuori. Cristia ferma il gioco per chiarimento tra Palumbo e Caruso. Gli animi sembrano comunque piuttosto sereni. Ancora una volta la gran giocata di Fanfulla. Rafinha, Abdala, in profondità per Renoldi che non ci può arrivare su quel pallone. Tutta calma Di Capua, recupera la sfera, lancio in profondità per Fanfulla, di testa gira direttamente a fondo campo. Giovinazzo che deve chiudere adesso la ripartenza di Renoldi, l'ex di turno, e torna a Giovinazzo. Renoldi che andò in gol in occasione della gara d'andata, lo scorso 10 di ottobre il Benevento si impose 3-1 sul Defender Giovinazzo, autogol Renoldi e Caruso in gol. Rete di Benedetto per i pugliesi.
Montefalcone vede il da farsi, cerca Renoldi o forse Abdala, palla che però termina fuori. Triplo cambio si prospetta in casa Defender Giovinazzo, il primo è andato a buon fine, fuori Fanfulla, dentro Tanche, sbaglia tutto questa volta Di Fonso che lancia in avanti, non ci sono compagni. Abdala, Rafinha ancora per il 10, scontro con l'altro numero 10, alla meglio Abdala anche su Divanei, poi la mischia favorisce Di Fonso, è partito Di Fonso, si allunga in una frazione di secondo il pallone, tanto da far intervenire Rafinha. Divanei, Di Capua, pressione di Caruso su di lui, pallone che termina in rete, Stino Di Capua va ad esultare sotto il settore della vecchia guardia curva nord, mettendo dentro la rete del 4-2. Minuto numero 2:32. In gol ci va Stino Di Capua con una situazione legata allo scontro tra Montefalcone e un giocatore del Giovinazzo che ci aveva lasciato un attimo interdetti solo per capire che cosa avrebbe deciso l'arbitro. L'arbitro ha detto che si poteva proseguire, anche perché per quello che ho visto non c'è stata la pressione. Attenzione, Caruso trattenuto da Cutrignelli, calcio di rigore per il Benevento. Fallo commesso da Nicola Cutrignelli. Minuto numero 3:08. Caruso sul punto di battuta. Ha la possibilità nuovamente di riportare il Benevento sul -1. Umberto Caruso tra le gambe di Stino Di Capua mette dentro il 4-3. Dura appena 36 secondi il +2 del Defender Giovinazzo a firma Di Capua, quale ha replicato Caruso, mettendo a segno il calcio di rigore da lui stesso conquistato dopo aver ricevuto fallo da Cutrignelli. Proteste della panchina campana per un presunto vantaggio nel possesso con un braccio da parte di Cutrignelli. Di Benedetto la mette giù, non riesce a superare Salas, però la pressione di Tanche evita il contropiede del Benevento. Salas, Renoldi, Rafinha, Renoldi, ancora palla per Caruso, raddoppiato in maniera efficace Cutrignelli, pallone a fondo campo. Montefalcone, lungo lancio in avanti, Luchignas anticipato da Di Capua. Salas,
mentre a palla lontana fanno sportellate Luchignas e Piscitelli. Di Benedetto, chiuso da Rosato. Ancora Nicola Cutrignelli, Tanche, pressione di Rafinha, si gira Tanche, il tentativo in due tempi Montefalcone. Rosato, Rafinha, ancora per Marco Rosato. Salas di prima intenzione in avanti per Luchignas, trattenuto da Piscitelli, tutto regolare, palla per Cutrignelli, toccato dal 99, proteste di Luchignas. Luchignas lotta con Piscitelli, si gira, palla deviata in calcio d'angolo, fuori Tanche, dentro Fanfulla. Rafinha si coordina bene ma centra in pieno Cutrignelli, il rimpallo non lo favorisce perché la palla va dalle parti di Montefalcone. Rafinha, Rosato, ancora per Rafinha, prova a salire il baricentro della squadra di Gustavo Menini. Salas costretto a rinculare, ancora Salas porta a spasso di Benedetto e poi si trascina il pallone in fallo laterale, chiama a raccolta i propri tifosi di Benedetto, mentre Cutrignelli sbaglia tutto, va in tackle e prende anche il cartellino giallo. Ammonito numero 5 della gara, un Nicola Cutrignelli nervoso, soprattutto dopo il fallo che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore, fallo commesso ai danni di Caruso. Rosato sbaglia tutto, Defonso recupera il pallone, rimedia Rosato, 3 contro 2, Rosato, apertura per Salas, c'è spazio, Luchignas sul secondo palo, ancora Rosato stoppato da Difonso, ma non è finita, Zonta, ancora Difonso. Zonta, Salas, Luchignas, prova a girarsi, ma c'è Capitan Piscitelli. Arriva Zonta, palla in mezzo, Piscitelli anticipa Luchignas, prova a ripartire Difonso, chiuso da Salas. Piscitelli, Di Benedetto apre subito per Fanfulla, protegge il pallone, si gira, questa volta ciabatta la sfera, termina addirittura in fallo laterale. Montefalcone chiede a Rosato di salire, lo fa anche lui, da centrocampo prova, c'è deviazione e quindi sarà corner per gli ospiti. Salas recupera il pallone, sarà lui a incaricarsi di battere il calcio d'angolo. Ancora Salas, questa volta direttamente fuori. Rosato apre per Salas, sombrero su Difonso, supera anche Piscitelli, Luchignas, pallone di ritorno all'indietro, errato, Difonso ripartito, ancora Difonso, centralmente Difonso, pallone che si ferma sul tallone di Zonta, ancora Fanfulla su Luchignas, si lotta da una parte e dall'altra. Luchignas, arriva Zonta, pallone deviato,
Fuori un esausto Di Fonso, dentro Palumbo, torna in campo Cutrignelli in luogo di Fanfulla. Tantissime energie spese dai giocatori di casa. Di Vanei, Di Benedetto, Di Vanei, Cutrignelli, Di Vanei, pressione di De Crescenzo, varchi chiusi, palla vagante all'indietro, Di Benedetto, Di Vanei, Palumbo, palla che va dalle parti di Zonta, la pressione uomo su uomo ha funzionato in casa Benevento, sale Montefalcone. Tentativo con la punta, questa volta credo non ci sia deviazione. Minardi dice di sì. E quindi sarà nuovo calcio d'angolo in favore degli ospiti. Rosato, controllo orientato, il tentativo, c'è la deviazione di Palumbo, si va nuovamente in zona angolo. Abdala a battere il corner questa volta. Zonta di prima intenzione, ancora Abdala di testa! Determinante Di Benedetto che esulta come se avesse fatto gol. Ancora Di Benedetto ad allontanare il pericolo, pallone che va dalle parti di Zonta, lo sistema, lo mette giù, dialoga con Rosato, adesso con Montefalcone che sale nuovamente, palla al piede, arriva Cutrignelli in pressione, sbaglia però il Benevento. Palumbo alleggerisce dalle parti di Cutrignelli, non può arrivare su quel pallone troppo profondo. Abdala di prima intenzione cerca di trarre in inganno Palumbo che va a valanga sul 10 del Benevento. Calcio di punizione in favore dei giallorossi campani, rimane per terra dolorante Abdala. Mi avviso ha rischiato anche il cartellino già qua Palumbo. Seconda infrazione Giovinazzo. Taranto che nel frattempo ha ribaltato il parziale in terra siciliana, conduce 2-1 la squadra di Bommino. Qui invece mancano 11 minuti e 29 secondi alla fine del match. Renoldi per Zonta, Abdala, Renoldi, De Crescenzo, ancora Zonta, Abdala, prova a sfruttare in larghezza le dimensioni del Palapanzini il Benevento per non dare riferimenti agli avversari. È partito Renoldi, si aggancia con Marolla in maniera irregolare secondo Cristea e quindi terza infrazione defender Giovinazzo. Attenzione a questo fattore che con ancora 11 minuti e 12 secondi da giocare bisogna tenerne conto. Renoldi sul punto di battuta, c'è anche Rafinha, si avvicina Abdala mentre Di Capua sistema la barriera. Parte Rafinha, respinge Di Capua, De Crescenzo fuori. Lungo lancio a cercare Marolla, lo trova, va con il piede sbagliato però il 19, allungandosi la sfera direttamente a fondo campo, quindi
può già ripartire dalle retrovie la squadra di Fausto Scarpitti, che in pratica non perde dal 5 di dicembre. Il 3-2 interno contro l'Academy Pescara. Scontro tra Divanei e De Crescenzo. Falloso l'intervento di De Crescenzo. Primo fallo commesso dal Benevento in questa ripresa. Rafinha, Renoldi, Abdala, ancora Rafinha, perde palla ma non in maniera decisiva, visto che in copertura c'era Abdala nella zona dove è arrivato il pallone. Rafinha, Renoldi, sale la pressione di Marolla, Rafinha, Renoldi chiede, invoca ad Abdala di andare incontro per ricevere il pallone, mentre Abdala andava in profondità. Si è arrabbiato non poco l'ex Giovinazzo. Montefalcone per De Crescenzo, scarico immediato per Renoldi che poi la gira direttamente in fallo laterale. Predica calma dalla panchina Fausto Scarpitti. Tra l'altro tempo ce n'è per recuperare lo svantaggio. C'è ancora la bellezza di 10 minuti e 10 secondi da giocare. Di Fonso, Marolla all'indietro per Divanei, rischia su De Crescenzo. Marolla, bello lo scarico per Cutrignelli, si mette in proprio, perde palla, recupera il pallone Montefalcone che poi sbaglia il disimpegno mettendo la sfera direttamente oltre il rettangolo di gioco. Divanei in avanti per Fanfulla, protegge il pallone, tenta la via della porta, ma c'è un attento Montefalcone. Rafinha per Renoldi, lo aspetta Marolla, serie di finte, ancora Renoldi chiuso da Marolla. Il pubblico di Giovinazzo apprezza tantissimo questo tipo di giocate, cercare di mordere le caviglie degli avversari. Montefalcone sale palla al piede, tentativo questa volta affrettato per via dell'imminente arrivo nella pressione da parte di Fonso. Fuori Marolla tra gli applausi, dentro nuovamente Torre di Benedetto. Fanfulla lotta con Rafinha, ancora riesce a tenere in campo il pallone, ma quest'ultimo termina dalle parti dell'estremo difensore campano. Mentre siamo entrati da quasi un minuto nell'ultimo quarto di gara. Fanfulla chiuso da Salas in maniera regolare, occhiataccia di Fanfulla a Minardi, si prosegue. Renoldi, De Crescenzo, pallone in mezzo, sparacchia via Divanei. Rafinha, vice di Menini, parla con il suo allenatore in prima per capire cosa fare. Montefalcone centralmente cerca e trova De Crescenzo. Rafinha per Salas, chiuso da Di Fonso che poi riparte, ancora Di Fonso tra due avversari. Fallo di De Crescenzo secondo il direttore di gara. Non arriva il cartellino, arriva il calcio di punizione. È il secondo fallo di squadra commesso dal Benevento in questo secondo tempo.
Divanei prende indicazioni dalla panchina tarantina. Giovinazese, pardon, il Tarantina, perché ho dato uno sguardo al parziale del Taranto che vince 4-1 a Canicattì, mentre il Sulmona è avanti 3-2 a Pescara. Divanei, il tentativo direttamente fuori, palla che non è uscita di molto. Predica calma di Capua, recupera il pallone all'interno della sua porta, ovviamente non è gol. Di Benedetto per Fanfulla, anticipato da Rafinha, tutto regolare. Pallone di Renoldi diretto a Salas che non arriva a destinazione. Fuori Fanfulla, dentro Luca Stanche. Pian pianino entriamo nella fase decisiva del match. Ancora Di Benedetto, intercetta una palla vagante. Caruso la fa carambolare sui piedi del 18 giovinazese, guadagnando una rimessa già battuta. Renoldi, allora intercettato da Tanche. Di Benedetto, suolata, ancora Di Benedetto, arriva il raddoppio di Caruso, alleggerisce Montefalcone direttamente sulla figura di Stefano Prisco, crono di questa gara, e parte l'applauso ritmato del Palapansini per far sentire il proprio sostegno. Giocata di Di Fonso, bellissima, tocco morbido, ma Montefalcone chiude tutto. Che giocata da parte di Di Fonso. Caruso apre verso Salas, tentativo chiuso da uno stoico Di Fonso, che adesso tra gli applausi abbandona il campo. Dentro nuovamente Cutrignelli. Renoldi prova a superare Di Benedetto, chiuso in fallo laterale. Rafinha dalla distanza, pallone direttamente a fondo campo. Risultato in bilico, permane sempre il 4-3. Partita dove può succedere di tutto. Caruso, c'è la deviazione di Divanei, ancora una volta una disattenzione da parte di Luca Stanche. In queste partite i dettagli fanno la differenza. Palla in mezzo, Caruso sotto porta, la mette dentro. Umberto Caruso va ad esultare verso la propria panchina, tripletta per lui, 4-4. E time out da parte della panchina del Giovinazzo. Si ritorna in campo e ancora una volta il time out dopo un gol. Stavolta quello di Caruso, che ha risolto in rete una mischia sotto porta, tripletta per lui.
17° gol stagionale e soprattutto 4-4 a 7 minuti e 15 secondi dalla fine del match. Tanche Di Benedetto, serie di finte, raddoppiato, non c'è spazio, allora si va all'indietro dalle parti di Capua. Tanche abbracciato da Rafinha, arriva Di Benedetto, l'ultimo tocco è di Renoldi, rimessa in favore del Giovinazzo. Cutrinielli si accentra, apertura per Divanei, diagonale chiuso da Caruso. Tanche di prima intenzione, tiro respinto da Rafinha. Salas prova a ripartire per i suoi, bella l'apertura per Caruso, chiuso da Divanei, tutto regolare, rimane per terra Caruso, mette fuori il pallone Salas. Nel frattempo cambio Renoldi Abdala, mentre Salas parlava con il direttore di gara. Rimane ancora per terra Umberto Caruso, va ad aiutarlo Divanei. Piccolo momento di pausa in un secondo tempo giocato ad altissimo livello. Montefalcone con le mani, in avanti per Caruso, anticipato da Di Capua. Caruso, Rafinha, tantissimi minuti in campo per Rafinha. Montefalcone, una specie di lob, termina fuori. Caruso ha fatto capire a Montefalcone di calciare forte verso la porta, non usare questo tipo di alleggerimenti in avanti. Mentre il tentativo di Divanei termina fuori, Divanei se la prende con se stesso. Ancora 6 minuti e 13 secondi da giocare qui al Palapansini. Salas, Caruso, difende il pallone, spalle alla porta. Abdala, varchi centrali chiusi e allora si va da Rafinha. Salas prova a rubare un tempo a Cutrinielli, poi allontana Divanei. Si ferma il gioco, bisogna asciugare una zona nella quale è caduto qualche istante fa Salas. Tra poco si riparte con il numero 9 giallo-rosso, pronto a rimettere in gioco il pallone. Movimento di Caruso. Si va dalle parti di Abdala, capisce tutto però Di Benedetto. Problema però di superare il numero 10. Incespica sul pallone, sbaglia tutto, possesso regalato agli avversari. Rafinha, contromovimento di Salas. Montefalcone per Caruso, lo scarico per Rafinha che non gestisce bene questo pallone. Ancora Caruso, Salas di prima per Abdala. Supera Di Benedetto tra due avversari, Abdala per Caruso, palla di ritorno, Abdala cade per terra. Tutto regolare, Abdala rimane dolorante, probabilmente aver messo male il piede. Bella azione nello stretto da parte del Giovinazzo, del Benevento. Mentre adesso Rafinha evita guai maggiori. Questa palla vagante in area di rigore. Divanei, Di Fonso, pressione di Salas, fallosa. Calcio di punizione per il Giovinazzo. Terzo fallo del Benevento. Cutrinielli non si intende con Fanfulla,
Salas e Di Fonso vengono a contatto. Tra l'altro Di Fonso deve stare attento, è già ammonito. Scarpitti d'esperienza richiama Salas in panchina per far raffreddare i bollori. Montefalcone in avanti per Renoldi. Abdala si propone adesso De Crescenzo, ma Abdala preferisce fare tutto da solo. Divanei, Cutrinielli, Divanei in avanti per Fanfulla, lotta con Rafinha, chiuso in fallo laterale, proteste di Fanfulla, proteste di Rafinha, arbitro assegna il fallo laterale. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti del match. Cutrinielli, Di Fonso, chiuso da Abdala, può ripartire, è un 3 contro 2, ancora Abdala, sterzata, ritorna Di Fonso, lo scarico errato, bravo Cutrinielli a sporcare il possesso di Renoldi. Divanei, Di Fonso, Cutrinielli, ancora per Divanei, non c'è profondità, adesso prova a trovarla con Cutrinielli, ma Abdala capisce tutto, ancora Cutrinielli in scivolata su Renoldi. De Crescenzo, lotta con Divanei, Rafinha, Renoldi, serie di finte su Cutrinielli, lo supera, poi sbaglia lo scarico e allora Di Fonso prova ad aprire per Cutrinielli. Altra occasionissima persa in superiorità numerica da parte del Giovinazzo. Salas torna in campo, abbiamo visto davvero un bel gesto con Di Fonso, sono chiariti i due come per dire giochiamocela fino alla fine. Salas, chiuso, Palumbo ci mette la punta ma favorisce il possesso di Rafinha. Ancora Salas, palla in orizzontale che recupera Renoldi, De Crescenzo ancora per Renoldi, carica il tiro, pallone a fondo campo, c'è stata la deviazione di Palumbo, calcio d'angolo Benevento. Rafinha dalla distanza, deviazione di Palumbo, nuovo corner per i giallorossi. Movimento di De Crescenzo, palla in mezzo, tocco col tacco di Divanei, almeno così c'era parso, non secondo il direttore di gara che invece non ha visto alcun tocco. Rimessa Giovinazzo già battuta, Palumbo a cercare Di Fonso, capisce tutto Salas che chiude la diagonale, Renoldi, Rafinha, Salas, De Crescenzo ancora per Salas, in avanti per Rafinha nella solita posizione da riferimento d'attacco, Renoldi, De Crescenzo, movimento di Renoldi, lo scarico viene chiuso da Divanei, Salas, Rafinha, chiamato nuovamente in causa Montefalcone, centralmente per Renoldi, qualche difficoltà nel controllo ma riesce bene, crea superiorità numerica di Salas che scheggia la traversa esterna e pallone non crea altri pericoli al Giovinazzo. Arriva un finale da Sulmona con la vittoria dei padroni di casa per 3-2 sul Pescara. Quindi prosegue il cammino di Nicolodi e compagni, mentre il Taranto allunga 5-1
a Caricatti. Lo torniamo a seguire qua il finale dal Pala Panzini, dove la capolista impatta 4-4 con il Giovinazzo a 2:39 dalla fine del match. Stiamo per entrare nella fase clou della partita, dove davvero tutto può accadere. Rafinha, Renoldi, De Crescenzo, controllo errato. De Crescenzo evita la ripartenza immediata di Divanei, crampi per Renoldi. Gioco che si ferma ancora una volta. Tempo che passa inesorabile. Adesso bisognerà nuovamente asciugare la zona nella quale c'è Renoldi per terra. Ne approfittiamo anche per ricordarvi quello che sarà il prossimo turno, 31 gennaio, con il Defender Giovinazzo che si recherà in casa dell'Academy Pescara, mentre il Benevento dell'anticipo del venerdì sera ospiterà il Città di Melilli. Fuori Renoldi, dentro Abdala. Di Fonso prova a superare Salas, che ritorna e riscippa il pallone solo per un istante, perché Palumbo spazza via ogni problema. Rafinha, Montefalcone, carica il destro, ci prova, pallone è fuori di alcuni metri. Divanei, Palumbo, si gira, ancora Palumbo, si allunga il pallone, fermato da Salas. Palumbo riesce a tenere il possesso. Di Fonso, ancora per Palumbo, rischia su Salas. Tanche lotta con Rafinha, apertura per Divanei, sul secondo palo arriva Di Fonso, ma il pallone viene stoppato sul nascere da Rafinha. Fuori Salas, dentro Zonta, 1:53 ancora da giocare. Di Fonso, il tacco favorisce Caruso, raddoppiato, pallone in avanti, ma c'è Divanei in copertura. Rischia Divanei su Abdala, poi si trascina il pallone in fallo laterale. Attenzione che il pallone è già dalle parti di Caruso, raddoppiato, Tanche Divanei. Di Fonso, pallone in profondità, ma c'è Abdala che rischia anche lui. Tante sbavature in questa fase finale del match. Di Fonso recupera il pallone. Di Fonso! Vola Montefalcone in calcio d'angolo. Tanche, la finta, il tiro, respinto da Zonta. Divanei. Finezza di Di Fonso, Palumbo, la gira. C'è la deviazione in fallo laterale da parte di Umberto Caruso. Arriva Palumbo, pallone fuori. Montefalcone chiama raccolta i suoi, che si vanno a posizionare. Scucchiaiata verso Caruso, anticipato da Palumbo, che poi sbaglia il controllo, lancia il pallone in tribuna. ...72 secondi ancora da giocare. Montefalcone sale, palla al piede, pallone ancora una volta errato. Torna in campo Fanfulla al posto di Tanche. Doppietta per lui questa sera.
Di Capua proprio verso Fanfulla, pallone comodo tra le braccia di Montefalcone. Abdala, Zonta in avanti a cercare Caruso, capisce tutto. Divanei, Fanfulla, Cutrinielli, Divanei alza la testa il brasiliano, serve Fanfulla, lotta il bomber in maglia numero 9, recupera il pallone di Capua. Cutrinielli sbaglia il controllo, Divanei perde palo in favore di Abdala, ancora ci mette una pezza Cutrinielli tra due avversari, passa Fanfulla, lo scarico, Cutrinielli con la spalla, Montefalcone, miracoloso intervento. Che parata di Montefalcone, decisiva a 26 secondi dalla fine, giocata sull'asse Cutrinielli-Fanfulla, davvero bella. Divanei, Cutrinielli, ancora Divanei, palla per Di Fonso, la copre dalla pressione di Caruso, addirittura 4 giocatori su Perni Di Fonso, 10 secondi ancora da giocare, si alzano i decibel al Pala Panzini. Divanei, Cutrinielli, Divanei alleggerisce in avanti, Fanfulla di testa, ma non c'è più tempo. Il Giovinazzo ferma il cammino della capolista Benevento, impattando per 4-4 al Pala Panzini. È stata una partita bellissima, con le due squadre che hanno davvero dato tutto di più. E 4-4 alla fine forse è il giusto risultato per quanto visto in campo. È tutto qui dal Pala Panzini, da parte di Gianluca Valenti, un grazie per averci seguito e un appuntamento ai prossimi impegni interni della Defender Giovinazzo, sempre qui sulla pagina YouTube della Divisione Calcio 5. Un buon proseguimento di serata a tutti voi.